Al via la stagione estiva qui al parco riprende con nomi altisonanti, dopo 2 anni di Covid si scende di nuovo in campo. Ma sì, ci voleva, certamente da 2 anni, oltre che 2 anni, anche 3 anni prima che eravamo già fermi e 10 anni che manchiamo a Piana San Gregorio, cioè dall'ultimo concerto del 2011 di Giovanotti, quindi il gran ritorno in una location che parla da sé, perché la storia l'ha fatta anche per i concerti che sono stati fatti, e che insomma ne approfittiamo per ritornare, ma con l'occasione anche gli artisti, cioè devo dire che questo è stato un desiderio manifestato fortemente dagli artisti, e quindi anche se abbiamo possibilità di allestire in altre parti, stiamo assecondando le loro volontà, quindi c'è stata fatta esplicitamente richiesta sul piano San Gregorio e così stiamo facendo. Poi da lì abbiamo fatto appunto questo allestimento unico partendo da Eros e Ramazzotti, abbiamo messo su una stagione di nomi che ovviamente sono tutti dei signori nomi, sono tutti nomi, e devo dire che sto riscontrando anche da parte delle persone giovani e meno giovani un interesse estremo, perché è cambiata la musica in questi 2 anni nel frattempo, è cambiata la politica, è cambiato il modo di vedere, è cambiato il modo di comunicare soprattutto, e c'è una grossa partecipazione anche da quella parte di pubblico che la riteniamo di età avanzata, interessato proprio a certi nomi tipo Coez, tipo Irama, che io addirittura, cioè magari loro hanno più conoscenza che noi, quindi c'è un interesse trasversale da parte di tutti. Speriamo che in effetti poi si traduca in una grossa partecipazione che ci permetta comunque di pianare, di superare questi 2 anni che abbiamo vissuto, che certamente sono stati positivi. Ovviamente anche la prevendita dei biglietti, devo dire che funziona, e funziona in autonomia. Uno dei fatti, per dire, è scomparsa la carta stampata, non c'è più un biglietto stampato, c'è ormai un tipo di vendita tutto online. Tu comodamente da casa tua puoi acquistare il biglietto, ti arriva sul telefonino, così come poi deve entrare con il telefonino come Ryanair all'aeroporto. Quindi è diventato tutto un modo, e come dicevo prima, giovani e meno giovani, tutti adattati a questo nuovo sistema. Cioè, anche mia nonna, se fosse qua, saprebbe sicuramente acquistare i biglietti anche col telefono, perché ormai ci siamo tutti adeguati e adattati a questo nuovo sistema. Ecco, i nomi in particolare già so che c'è una lista in attesa, però qualche conferma ce la può dare? I nomi sono il Volo il 28 luglio che debutta proprio con la stagione, che già da 15 giorni che è in vendita, ha venduto circa il 50% della sala. Poi ci saranno 2 serate giovani, 2 anche 3, con Capo Plaza, Tommaso Paradiso e Coez, e Elisa, un concerto che tra l'altro Elisa ha un tema molto forte quest'anno, il green, con un villaggio che si porta dietro, e quindi lei è un'ambasciatrice dell'Unione Europea per quanto riguarda appunto l'ecologia eccetera eccetera, quindi tratterà questo argomento. Drusilla giorno 10 settembre, che avrà il tema suo molto ironico, per chiudere con 2 serate di Eros Ramazzotti, unica data sia siciliana ma anche quasi semi-italiana, cioè nel senso Verona e Agrigento soltanto in Italia ci sono come date, dopodiché fanno parte delle sole 5 mondiali, quindi è un'occasione comunque irripetibile. Speriamo di fermarci qua, ma comunque se ci fossero altri nomi come così che magari stanno venendo fuori, può anche darsi che possiamo anche integrare il calendario, ma speriamo che quest'anno vada bene con questo.